Sulla strada dell'Acregas il CUS Palermo, un'altra squadra che sta lottando strenuamente per evitare la retrocessione. La compagine cussina, allenata dal tecnico Zappavigna, proviene da un rocambolesco pari esterno a suon di reti 4-4 contro l'Oratorio Marineo, un organico costituito da giovani promesse palermitane che si esalta nel momento in cui si confronta contro avversari molto titolati. 6 vittorie, di cui 2 volte proprio con il Castellammare, 5 pari e 15 sconfitte. Rappresentano il cammino stagionale della compagine giallo-rossa e dove spicca per numero di reti segnate ben 7 l'attaccante Mori Fofana. Nel contempo ha la difesa più perforata del girone A di eccellenza, 63, ricordiamo le reti subite, appena subito dopo quella della Parma Valle, che ha all'attivo 30 gol realizzati. Per questo motivo il tecnico biancazzurro Nicolò Terranova non si fida e quindi ha predicato grande attenzione, concentrazione ed anche lo spirito giusto per affrontare questa compagine giovane che sta avendo un finale di campionato brioso ed imprevedibile. Il team acragantino ha recuperato quasi tutti gli effettivi, anche se non potrà contare per squalifica sull'esterno Alessio Mannina, fermato per 2 giornate, e sul difensore Manuel Barrera, una. In settimana fortunatamente si è aggregato ai compagni di squadra il difensore Locascio dopo l'infortunio alla caviglia, mentre permane qualche dubbio per l'attaccante Vitelli, che ha riportato un problema muscolare da valutare attentamente. Ci sono invece buone notizie per un prossimo rientro in squadra del giovane difensore esterno Baio, i cui tempi di recupero sono stati piuttosto lunghi. La sfida contro il CUS si giocherà al centro universitario sportivo di Via Alto Fonte a Palermo, con fischio d'inizio alle ore 16. Una gara da vincere assolutamente, anche in previsione della sfida di domenica 2 aprile, quando a scendere all'Esseneto sarà la comprimaria Enna, uno scontro diretto il cui esito finale potrebbe dare un indirizzo ben preciso sulle sorti dell'intero campionato. Per questo motivo si è lavorato parecchio, sia sotto l'aspetto fisico-mentale che psicologico, e da quando se ne è potuto notare, tutti i calciatori stanno rispondendo positivamente alle sollecitazioni del tecnico biancazzurro. Anche per questa gara esterna si profila un esodo di tifosi biancazzurri che vorranno stare vicini ai propri beniamini. Questo confronto tra Cus Palermo ed Acragas, il cui risultato finale sarà determinante ovviamente per motivi opposti, verrà diretto da Flavio Giuseppe Bertolino di Trapani, il quale si avvarrà della collaborazione di Vito Bensorte, anch'esso di Trapani, e di Gabriel Battista Castelletti di Caltanissetta. Mister, 4 turni alla fine della regular season, tra 2 settimane la sfida decisiva contro l'Enna, ma prima c'è la tappa palermitana contro il CUS Palermo, una partita che nasconde quali e quante insidie. Sicuramente nella nostra testa in questo momento abbiamo una finale, e la finale è quella di domani perché prima di tutte le altre arriva il CUS, arriva una squadra che come noi ha inanellato 6 risultati utili consecutivi, una squadra in salute, una squadra giovane, una squadra proprio per questo esuberante, una squadra in fiducia. Ho visto gli ultimi gol che ha realizzato di grande qualità e personalità da parte di questi ragazzi che sono i giovani promettenti, forse più promettenti dell'intera eccellenza. Hanno sposato un progetto a dicembre, lo stanno portando avanti, sono convinto che possono raggiungere la salvezza. È chiaro che per noi domani diventa decisivo. Abbiamo visto sulla nostra pelle che partite facili non ce ne sono, a prescindere dal campionato, dalla qualità degli organici. Oggi quello conta poco, conta di più l'attenzione, conta la cattiveria che bisogna mettere in questi momenti. Non bisogna fare calcoli, non servono calcoli, la Gragas è obbligata a vincere contro il CUS Palermo. Come l'hai preparata questa partita? Cosa hai detto ai ragazzi?
È una partita dove le emozioni faranno la differenza. Sulle esperienze passate dobbiamo fare tesoro, dobbiamo capire che le partite finiscono quando fischia l'arbitro, sia in positivo che in negativo. È chiaro che noi quest'anno qualche partita alla fine l'abbiamo vinta, a qualche punto ci manca proprio nei minuti finali. Chi recuperi per domani, chi non sarà della partita? Recupero Locascio, chiaramente non è al 100%, il ragazzo ha dato la massima disponibilità e lo staff medico è stato bravo a darmi un altro giocatore. Mancheranno gli squalificati Mannina e Barrera. Vitelli non si è allenato regolarmente col gruppo, però sarà convocato. Baio rimane in box. Domani non sarete da soli contro il Cus Palermo, in tribuna sono attesi tanti tifosi della Cargas. L'importanza di avere vicino i tifosi biancazzurri, qual è, mister? Credo che proprio loro siano la fonte che può determinare questo finale di campionato. So che saranno in tanti e di domenica la partita alle 16, quindi spero che sia veramente il 12° uomo in campo.